La situazione al Comune di Agrigento invece, la vostra posizione politica qual è, onorevole? Siamo all'opposizione, lo abbiamo detto un tempo fa, abbiamo fatto una scelta precisa, abbiamo voluto interrompere un rapporto con l'onorevole Firetto perché non riuscivamo nemmeno a trovare le ragioni di un rapporto che potesse essere innanzitutto umano e personale e poi anche politico. Quindi quando non si trovano queste minime condizioni ovviamente è giusto e corretto lasciar stare chi ha vinto le elezioni, governare, portare avanti le sue iniziative. Noi ci comprenderemo alla scadenza di questo mandato e intanto ci fa piacere che l'amico Borsellino, che è stato eletto consigliere comunale, col quale c'è un rapporto antico, per dire familiare, con i suoi genitori, aderisce al nostro gruppo per svolgere un ruolo di opposizione corretta, leale, senza faziosità, ma diciamo con la dignità di chi sa di dover svolgere un ruolo nell'interesse anche della città. Quindi qualora l'amministrazione comunale dovesse iniziare percorsi diversi, concreti, fattivi nell'interesse comune, noi certamente ci saremo, ma se dovesse continuare l'amministrazione comunale a proporre strumenti finanziari che sono palesemente irregolari, così come peraltro è stato detto dal revisore dei conti, non ci troverà disponibile a votare questi documenti, perché riteniamo che non sia giusto assumerci responsabilità penali, riteniamo non sia giusto prendere in giro la comunità, riteniamo sia giusto rispettare quelli che sono i dettati delle regole sulla contabilità e perché credo che sia giusto rappresentare agli agrigentini quella reale situazione finanziaria del Comune di Agrigento. Le ragioni di questa sua scelta? Ma le ragioni di questa mia scelta, intanto per la stima e l'affetto che nutro nei confronti dell'onorevole Di Mauro, che praticamente mi ha visto nascere. Dopodiché posso dire che un politico intanto agrigentino e che tiene a cuore le sorti della propria città, è un politico che fa da contraltare anche a questa amministrazione Firetto, che io oserei dire un'amministrazione incapace, totalmente assente, che viaggia in solitario, che non riceve i cittadini, non dà risposte ai nostri concittadini, anzi vi è di più, le segnalazioni che noi facciamo con interrogazioni, mozioni, c'è anche il collega Pullo che lo può confermare, praticamente non vengono prese in considerazione. Sono degli atti formali importanti, sono gli strumenti dei cittadini, perché ricordo che il consigliere comunale è eletto direttamente dal popolo sovrano. Questo il sindaco Firetto credo che ancora non l'abbia capito. Detto questo, io continuerò a fare opposizione con l'onorevole Di Mauro, con il gruppo a cui fa capo appunto all'onorevole Di Mauro. Sono stato eletto nelle file dell'opposizione e rimarremo alternativi a questa amministrazione che per il regalo di Natale ha portato un bilancio con i pareri negativi in Consiglio Comunale, cosa che non è mai successa nella storia del Comune di Agrigento. Marco Pullec, una battuta in sintesi, in un gruppo che si arricchisce sempre, diciamo, all'opposizione dell'amministrazione Firetto. È un piacere intanto avere il collega Borsellino insieme a noi. Diceva bene poco fa, l'evidenza dei fatti è chiara. Che cosa ha fatto l'amministrazione Firetto? Ha fallito. Una città devastata, una città piena di promesse, una città, così la chiamava lui in campagna elettorale e anche noi avevamo sposato quel progetto. La chiamava il cambiamento e la rinascita, cambiamento e rinascita che non è mai avvenuto. Che cosa ci resta da dire? Che cosa ci resta da fare? Lottare, perché dobbiamo dimostrare alla città di Agrigento il fallimento, l'incapacità amministrativa di questo sindaco e della sua giunta. Giunta silente a sua immagine e somiglianza, ma lo vediamo dalle cose semplicissime, l'ordinarietà, la questione spazzatura, la differenziata, strumento straordinario, ma che non riesce a essere governata da questa amministrazione, ma non solo, tutte quelle che sono le problematiche legate all'illuminazione pubblica, ad aspetti igienico-sanitari carenti, tutto questo che si chiama ordinarietà è venuto a mancare. Quindi che cosa possiamo dire? Il fallimento dell'amministrazione Firetto lo deve comprendere lui, perché la città già l'ha compreso. Se noi andiamo per strada, chiediamo ai cittadini che cosa pensa del sindaco Firetto, ecco, è stato un flop questo.